Oggi abbiamo presentato quella che secondo noi deve essere un'idea diversa di mobilità locale, diciamo più in linea con quelle che sono le esigenze dei cittadini, del futuro, in termini anche di compatibilità con l'ambiente, economica e sostenibilità appunto sotto questi profili. Abbiamo presentato le 635 firme che andiamo a depositare e ce ne saranno sicuramente altre. La questione più importante è sicuramente quella di informare i cittadini di cosa sta avvenendo sulle loro teste senza che loro sappiano nulla. Quello che noi presentiamo è anche una idea di mobilità che deve necessariamente passare attraverso un sistema efficiente di trasporto pubblico locale, magari su rotaia, magari anche con un biglietto unico, cosa di cui questa regione non parla da decenni, ma che ogni tanto facciamo in modo di far evidenziare alla giunta regionale. L'altro aspetto di cui parliamo è sicuramente quello legato ai costi, che non sono al momento delineabili. Sappiamo che l'opera sarà in project financing e la stessa ditta costruttrice è quella della Pedemontana, quindi i dubbi aumentano ancora di più. Oggi presentiamo 635 firme che sono state raccolte attraverso i banchetti sul territorio grazie ai nostri attivisti, ai nostri rappresentanti del Movimento 5 Stelle a livello locale e è importante anche che il Consiglio regionale recepisca queste firme che sono riconosciute poi come petizione a livello costituzionale all'articolo 50, ma per farlo è necessario approvare la mia proposta di regolamento del Consiglio regionale perché queste richieste, queste proposte da parte della cittadinanza arrivino in Consiglio regionale entro 90 giorni. Pagare per arrivare prima in coda, esattamente questo. Di nuovo i cittadini, chi può, si dovrebbe accollare l'onere di arrivare in un luogo dove si spera di passare magari qualche ora in relax oppure un luogo di lavoro, tutto a carico dei cittadini. Mentre, come già ricordato dai miei colleghi, si tagliano risorse ai comuni che dovranno accollarsi le opere accessorie. Questo comporta sicuramente delle conseguenze per tutti i lavoratori e non solo, anche per i cittadini comuni che prima potevano usufruire di un diritto, di una strada pubblica dove avevano la possibilità di passare senza dover pagare nulla. E invece adesso chi passerà su quella strada si troverà a dover pagare alla fine, all'uscita. A noi di Treviso la cosa interessa molto perché comunque questa autostrada avrà conseguenze anche sul nostro vissuto quotidiano, sui lavoratori che magari vanno a Jesolo in stagione per lavorare, sul prezzo delle merci a Jesolo perché sia i cittadini, i turisti, ma anche i camion dovrebbero pagare il pedaggio, quindi aumenterà tutto, aumenteranno i prezzi. E quindi Jesolo potrebbe diventare una località di villeggiatura per pochi, mentre la stragrande maggioranza della popolazione potrebbe essere costretta a spostarsi altrove. I giovani stessi dovrebbero cambiare forse luogo di villeggiatura o potrebbero essere costretti a farsi comprare un'auto magari non di ultima generazione, ma un'auto a basso costo, quindi vecchio modello, quindi inquinante, e aggiungendo anche i rischi che questo potrebbe avere sul traffico ma anche sugli incidenti stradali. Ricordiamo anche gli ultimi fatti di cronaca e di incidenti accaduti sulle nostre strade. Tutte le sere il telegiornale si apre con qualche incidente, con qualche morto per strada. Dovremmo capire perché quest'opera secondo noi è inutile. Secondo noi è inutile quest'opera perché non risolve sicuramente il problema delle code a Jesolo. Il problema delle code rimarrà alla rotonda Frova. E in ogni caso in località balneari di così grande afflusso ci saranno sempre, sono inevitabili. Quest'opera ha 1000 criticità, prima però va fatta la viabilità locale, quindi la bretella est che va a Piazza Torino e la viabilità verso Cavallino. Dopodiché ci accorgeremo che probabilmente l'autostrada non serve se non dei piccoli accorgimenti sul tragitto. Ci sono diverse criticità che abbiamo rilevato noi, è un progetto obsoleto, è un progetto fatto su una strada che già esiste
è un progetto che andrà a tagliare la campagna, è un progetto che creerà una strada a pagamento dove adesso non si paga, è un progetto che costerà molto, vedi Pedemontana, è un progetto che costerà anche ai comuni perché le opere accessorie dovranno farle i comuni, è un progetto che non tiene conto di chi esce al casello di Noventa, ad esempio, banalmente. Ecco, allora per chiudere ci sono 3 domande che noi ci facciamo sempre. Una, usando un'espressione un po' colorita, ma vale la pena tutto sto casino per 19 km di strada che forse non utilizzeranno in molti per risparmiare sì e no 10 minuti, per poi essere fermi in coda a Jesolo? 2, vale la pena di iniziare un'opera dal tetto facendo un'autostrada senza prima fare le opere locali a Jesolo, come ho detto prima, quindi iniziare al contrario? 3, la domanda delle domande è, ma se ci sono tutte queste criticità, allora qual è il vero motivo per cui quest'opera si vuole assolutamente fare